Concorso letterario artistico. Mettiti alla prova. Hai talento? Dimostralo in una di queste categorie: edite e inedite. Poesie, racconti, narrativa, saggi, pittura, scultura, artigianato artistico, fotografia, fumetto, testi teatrali, monologhi e performance di gruppo, cortometraggi. Scegli il tuo tema. Sotto lo stesso cielo Lago Pesole. Focus su inclusione, sport e temi sociali. Sotto lo stesso cielo Melfi. Storia, Federico II e visione di modernità. Non c'è tempo da perdere. Scadenza bando: 31 maggio 2026. Premiazione: 11-12 luglio 2026. Bando completo su www.officinamediterranea.org. Info line: 393 559 71118 sotto lo stesso cielo @officinamediterranea.org. Partecipa, scrivi, lascia il segno. Buonasera a tutti amici di Officina Mediterranea, bentornati a questo nuovo appuntamento con la cultura, con il nostro format dedicato agli autori, appunto Alma Culturas. La puntata di quest'oggi è la numero 165. Saluto la nostra Giovanna Di Stefano. Ciao Giovanna, benvenuta. E saluto la nostra ospite Valentina Fontan, benvenuta. Grazie mille, ciao a tutti. Allora, ovviamente salutiamo anche coloro che, oltre a quelli che si sono collegati in diretta su Facebook e YouTube, anche quelli che per forza di cose ci seguiranno in differita. E come avete visto, il nostro primo concorso del 2026 è agli sgoccioli, quindi tema sociale e tema storico scade il 31 maggio. Tutte le informazioni del bando le trovate sul nostro sito www.officinamediterranea.org. Se ci scrivete sulle pagine dove volete, su WhatsApp, nei nostri gruppi, vi rispondiamo, quindi vi diamo tutte le informazioni che servono. Prima di lasciarvi alla sigla e quindi all'inizio della puntata, vi ricordo anche che Officina Mediterranea è un'associazione, un'APS, un'associazione di promozione sociale, ma anche un ETS, ente del terzo settore. Siamo regolarmente iscritti al RUNS e per cui vi chiediamo, se non avete già impegni precedenti, di poter destinare il vostro 5 per 1000 a Officina Mediterranea per aiutarci a realizzare quello che stiamo facendo, insomma la valorizzazione degli artisti, degli autori e anche i nostri festival che stiamo facendo. Insomma c'è anche un nuovo progetto editoriale che nasce proprio in questi giorni, che sono i servizi editoriali, per cui noi comunque cercheremo di promuovere tutti gli artisti, specialmente quelli associati a Officina Mediterranea, insomma per avere un risalto maggiore. Il nostro il codice fiscale è 961043500762, potete richiederlo, trovare in qualsiasi pagina di Officina Mediterranea, ne abbiamo almeno 20, una per ogni regione, più quella nazionale, più il gruppo Facebook, per cui se ci date il 5 per 1000 a voi non vi cambia niente, perché comunque qualcuno lo dovete dare, per noi sembra pochissimo, per noi vuol dire tanto. Detto questo, lascio la linea alle protagoniste di questa puntata, ma non prima di aver mandato la sigla. Buon pomeriggio, sono Giovanna Di Stefano e ringrazio il presidente Donato Rinaldi di Alma Culturas Libri e Autori per la puntata odierna numero 165, che mi dà la possibilità di presentare sui canali Facebook e YouTube di OM Officina Mediterranea l'autrice Valentina Rosalia Fontan, con il suo libro dal titolo All'ombra dell'abbazia, edito Liberty Romance Edizioni, uscito nel 2025. Vi leggo la biografia. Valentina è nata a Susa, Torino, nel 1985.
abita nel Biellese con il suo compagno e i due Maine Coon, che è una razza di gatti. Ha iniziato il suo percorso nel mondo della scrittura con i fantasy, poi è approdata nella sfera storica e infine in quella dei romanzi contemporanei. Le sue pubblicazioni all'attivo sono Il prezzo della felicità del 20, Nel segno del destino del 22, La rosa delle Dolomiti 24, Lo spirito dei fiordi 24 e All'ombra dell'abbazia del 25. Vi leggo la sinossi di questo libro e poi iniziamo con le domande. Ok. Un uomo costretto a tornare nel paese d'origine per un'eredità familiare deve collaborare con il fratello monaco in una caccia al tesoro per scoprire un antico segreto e riconciliarsi con il proprio passato. Tornare significa affrontare ciò che hai lasciato, perdonare significa liberare ciò che hai chiuso nel cuore. Nicola Ferrari non vuole tornare a Novalesa. Troppi ricordi, troppi fantasmi, a cominciare da quello di suo fratello Gregorio, che ha scelto la vita monastica nell'abbazia del paese. Ma quando viene nominato erede dei possedimenti di famiglia, il passato bussa alla porta, più forte dei suoi rimpianti. Grazie a una misteriosa caccia al tesoro lasciata dalla nonna Egle, Nicola e Gregorio si ritroveranno uniti in una ricerca che li condurrà attraverso segreti secolari legati alla fonte termale di famiglia e all'abbazia stessa. Tra alleati inaspettati e ostacoli imprevisti, Nicola dovrà scegliere se continuare a vivere all'ombra del rancore o accettare il perdono. L'amore è una seconda possibilità. Una storia di ritorni, segreti familiari e riconciliazioni sullo sfondo di un'abbazia che custodisce la chiave per ritrovare se stessi. Domande, parlaci di te. Valentina. Ok. A te la linea. Innanzitutto, buon pomeriggio a tutti, grazie per questa occasione. Allora, io mi chiamo Valentina, come hai detto nella biografia abito nel Biellese, ho iniziato il mio interesse appunto nel mondo della letteratura come scrittrice nel 2015, quando ho iniziato a scrivere i fantasy, e poi ho deciso di cambiare genere, appunto nel 2020 sono passata allo storico, che diciamo è uno dei miei grandi amori a livello di cultura, quindi anche di lettura di libri. E poi dopo lo storico ho deciso di cambiare un po', perché mi ero stufata di scrivere solo romanzi storici, e quindi sono finita nella narrativa, dove appunto ho scritto sia Lo spirito dei fiordi che questo romanzo appunto di cui vi parlerò dopo. E per il resto diciamo che mi occupo principalmente di alcuni gruppi, tra cui Facebook, dove sono moderatrice nelle cronache di Dom, e ho diciamo una pagina blogger dove mi occupo anche di cercare di promuovere e aiutare gli autori emergenti. E poi faccio che dirlo adesso, perché la novità di oggi, dal 4 giugno mi occuperò direttamente delle dirette live sulla pagina Instagram dell'altra casa editrice con cui pubblico, che è la Land Editore, dove appunto porterò a conoscere chi si nasconde dietro le varie penne della casa editrice e conosceremo varie persone. Quindi niente, questo è un po' il mio mondo. Perfetto. Parlaci del libro. Allora, All'ombra dell'abbazia è un romanzo che ho voluto... Posso andare, cioè anche se prendo anche le domande che mi devi fare dopo? Posso fare un discorso in generale? No, poi le domande te le faccio dopo. Tu adesso dici quello che vuoi. Ok, allora, L'ombra dell'abbazia è un romanzo che ho voluto scrivere sulla falsa riga di La rosa delle Dolomiti, perché La rosa delle Dolomiti l'ho voluto scrivere in segno di riconoscimento, diciamo, per il Trentino, che è stata un po' la mia casa per tanti anni, per motivi lavorativi. E quindi ho voluto fare la stessa cosa con L'ombra dell'abbazia, perché la Val Susa è la terra di origine, quindi da dove, diciamo, sono nata, dove c'è la mia famiglia originale. Ho voluto scrivere questa storia ambientata soprattutto a Novalesa, perché per me l'abbazia di Novalesa è uno dei pochi luoghi
e lo continuerò a ribadire in tutte le interviste, dove riesco a trovare la pace interiore, dove sento la presenza di qualcosa di divino, che sia Dio o quello che si vuol credere. E quindi ho voluto appunto scrivere questo libro dedicato a questi luoghi, dedicato a Novalesa, perché è uno dei pochi paesi rimasti dove le tradizioni vengono portate ancora avanti. Infatti è uno degli argomenti del mio romanzo. È un paesino proprio stile medievale, che è rimasto ancora molto, non dico medievale, però diciamo quei paesini vecchi, antichi, quindi anche se tu ci cammini per le vie senti proprio quell'atmosfera che ho voluto trasmettere con questo libro. E appunto ho voluto poi inserire vari argomenti, però quelli li spiegherò dopo, perché sennò dopo non mi puoi più fare le domande. Quindi vabbè. Perfetto. Parlaci della copertina del libro. La copertina. Allora, il romanzo è questo. La copertina della casa di... Sì, la copertina ha diversi punti che... Devo azzeccare la telecamera, sì? Che tocca appunto... non riesco, vabbè, che tocca la trama. Innanzitutto, ecco, grazie. Innanzitutto in alto potete vedere delle scritte antiche, cioè vecchie, che riprendono le lettere che la nonna Egle lascerà ai due fratelli, quindi raccontando determinate cose che poi serviranno appunto per scoprire i vari segreti di questo paese e della loro famiglia. Poi in alto potete vedere un ricordo dell'abbazia, che non è proprio l'abbazia di Novalesa, ricorda un po' più Saint Michel, comunque dà quel senso di, diciamo, di rinascita, con questo personaggio appunto Nicola che va verso l'abbazia, verso il suo futuro. Quindi diciamo che sono le tre tematiche principali del romanzo. Perfetto. Adesso io leggo una pagina del tuo romanzo e poi iniziamo con le domande mie e poi quelle del pubblico, ok? Va bene, ok. Allora, all'ombra dell'abbazia, Nicole percorse il corridoio e si fermò di fronte alla camera di Gioele. Bussò e poi varcò la soglia, deciso a chiudere la questione il prima possibile. Il bambino era seduto sul tappeto a sfogliare un libro con Flock, il suo coniglio nano, comodamente accucciato tra le gambe. Nicola si fermò per un momento a guardarlo, mentre ripensava al giorno in cui Lucrezia aveva portato a casa quella palla di pelo. Si ricordò della felicità dipinta nello sguardo di Gioele e sorrise tra sé amaramente. E io che avevo pensato che per una volta l'istinto materno avesse preso il sopravvento. Invece era solo un modo per pulirsi la coscienza. Papà! Esclamò Gioele, alzando lo sguardo rattristato su di lui. Ehi, campione, come stai? Gli chiese suo padre, andandosi a sedere al suo fianco, mentre cercava le parole giuste per affrontare l'argomento. Sonia mi ha detto della nonna. Mi dispiace averti smentito, papà, però mi aveva fatto promettere di non parlartene. Non importa, ormai il passato è passato. Che cosa ti ha raccontato la nonna? Chiese in parte incuriosito. Mi ha raccontato di quando andavi a stare da lei per le vacanze estive, delle camminate in montagna con tuo nonno, del tuo agriturismo e soprattutto dell'abbazia. Mi ha detto che quel luogo era molto importante per la nostra famiglia e per il futuro di quel paese. Mi ha raccontato che ti piaceva andarci e che le sarebbe piaciuto se anch'io avessi potuto vederlo un giorno. Ma... bellissimo. Domande. Quando hai iniziato a scrivere? Quando ho iniziato a scrivere? Allora, come ho detto prima, diciamo che ho iniziato nel 2015, quando ho voluto scrivere il primo fantasy, perché ero una grandissima appassionata di fantasy, ma soprattutto una grandissima appassionata di stregoneria nera. E diciamo che mi stufavo a leggere i soliti libri dove i cattivi sono sempre gli stessi e i buoni sono sempre gli stessi, e quindi ho voluto scrivere questo romanzo, che poi in verità era il primo di una trilogia che non ho... il terzo è rimasto nel cassetto e prima o poi gli ridarò la luce, dove appunto non c'è il bene e il male, cioè non è diviso proprio per categorie, ma ciascuno di noi deve scegliere nella vita se appartenere al bene o al male.
quindi non è dovuto, diciamo, ai luoghi di origine, neanche al popolo di appartenenza, che è un po' il messaggio che ho voluto trasmettere in questa trilogia. Poi, come detto prima, sono passata allo storico, anche lì sono una grande appassionata di storia tedesca e russa, cioè più che altro mi piace un sacco la Russia, ed ero stufa di leggere i soliti romanzi in cui gli inglesi sono buoni, i tedeschi e i russi sono i cattivi, e quindi anche lì ho voluto scrivere Il prezzo della felicità, ribaltando il contrario, quindi i tedeschi e i russi sono i buoni e gli inglesi sono i cattivi. E poi da lì ho appunto scritto Nel segno del destino, dedicato a Martin Lutero, e appunto La rosa delle Dolomiti e Lo spirito dei fiori, eccetera. Quando hai deciso di scrivere questo libro? Allora, questo libro è uscito nel 2024, più o meno nel 2024, quando ho pubblicato La rosa delle Dolomiti, e quindi ho voluto scrivere, come dicevo prima, questa storia sulla falsa riga della rosa delle Dolomiti, per dedicare appunto un romanzo, una storia ambientata ai luoghi, diciamo, della mia origine, quindi di dove sono nata io e dove sono cresciuta io. Perfetto. Quale messaggio vuoi trasmettere ai lettori con questo libro? Allora, questo libro ha due messaggi, secondo me, molto importanti. Il primo è il valore delle tradizioni, ed è il ricordo e del rispetto appunto delle tradizioni e di quello che sono per noi, e quindi anche il passato e la storia del proprio paese di origine. È un messaggio che ho voluto trasmettere dalla nonna, perché la nonna racconterà, adesso non voglio spoilerare troppo, però tramite lettere racconterà ai due nipoti il perché di strani eventi accaduti nella loro famiglia, quindi a livello del nonno e del padre, e della storia che lega la loro famiglia alle tradizioni del paese, soprattutto anche dell'abbazia. E il secondo messaggio che ho voluto tramandare è la possibilità di avere una seconda occasione, soprattutto per quanto riguarda i due fratelli, perché entrambi sono stati separati da una scelta, ed entrambi per anni non si sono parlati, ed entrambi devono ricucire il rapporto perché sono obbligati dalla nonna per questa caccia al tesoro. Quindi diciamo che viene offerta a entrambi la possibilità di rifarsi una vita e di tornare a essere una famiglia. Bene. Progetti futuri? Allora, come progetti futuri ho la possibilità, nel senso, dovrebbe uscire, spero, entro fine di quest'anno, il nuovo romanzo con la Land Editore. Sono alla fine dell'editing, più o meno, per fine un parolone, però diciamo sono all'80% dell'editing, e sarà un romanzo anche questo che toccherà argomenti importanti, soprattutto la salvaguardia della natura e delle api. E come altri progetti futuri ne ho in mente due, di cui uno però non so quando lo inizierò perché c'è un sacco di ricerca storica da fare, che seguirà un po', deve seguire un po' la falsa riga dell'ombra dell'abbazia, però deve essere ambientato nel santuario di Europa, qua quindi nella zona del Biellese, diciamo, e in Valle d'Aosta, però è un discorso molto molto lungo. E poi ce n'è uno un po' più easy, diciamo, un po' più semplice, che nella mia idea dovrebbe essere uno sport romance, però quello tornerò alle mie origini, quindi in Trentino. Però il prossimo anno, adesso prima devo far uscire questo nuovo e dedicarmi all'uscita di questo nuovo. Perfetto. Adesso sentiamo Rinaldi se ci manda le domande, perché ho visto che ne sono arrivate tante. Gentilmente, adesso arrivano. Ok. Allora, ciao. Donato Rinaldi chiede: che tipo di lettura è più scorrevole e narrativa oppure più intensa e riflessiva? Allora, diciamo un po', nel senso che ci sono, la maggior parte dei punti è scorrevole e narrativa, però quando tocco determinati argomenti che possono essere, ad esempio, diciamo il discorso dell'abbazia su determinate cose, o sul discorso della famiglia e del perché capitano le disgrazie nella famiglia di Nicola, vado a toccare appunto dei punti molto più, una letteratura molto più intensa, soprattutto per quanto riguarderà poi la storia tramandata delle varie famiglie di Novalesa, che appunto si va poi a unire però quello verso la fine. Perfetto. Gabri Gaio ti chiede: sei animalista? Segui spiritualità, e se sì che cosa?
Cosa pensi che bisognerebbe fare per migliorare il mondo circostante? Oddio, che domande difficili. Allora, beh, diciamo che non è che sono... cioè, allora, la mia, tra virgolette, fede non è quella tipica religiosa da cattolico, ecco, mettiamola così. Ho creduto per tanti anni in un Dio, diciamo, cattolico, poi ho avuto una crisi di fede, sono passata al protestantesimo, infatti per quello che ho scritto il romanzo su Martin Lutero, quindi ho avuto, diciamo, anni questo concetto. Adesso la mia, tra virgolette, spiritualità punta molto sul discorso naturalistico e spiriti guida, che infatti è il motivo per cui ho voluto scrivere Lo spirito dei fiordi. E per quanto riguarda il discorso di migliorare e sperare nel mondo, io potrei risponderti che bisognerebbe aprire gli occhi e tornare a ricollegarsi come vivevano gli indiani d'America, cioè in un tutt'uno e in un rispetto della natura, perché noi siamo qui, facciamo parte del mondo e della natura, non siamo migliori degli animali, di nessun altro, e dovremmo imparare a convivere tutti quanti assieme, cosa che purtroppo non siamo in grado di fare perché le speculazioni, i soldi, l'economia non porta a questo. Però diciamo che la mia idea è un po' questo. Io nel mio piccolo qui, che ho la possibilità in questa casa nuova di avere un grosso prato e quindi di poter piantare piante, fiori per la natura, le api, eccetera, io ci sto provando, però è una goccia in un oceano, ma nel mio piccolo ci provo. Io faccio l'orticello, che vuoi? Ecco, appunto, anche quello. Stefano Diciamo che Amato ti chiede, allora, innanzitutto un saluto da Avellino, giusto? Buonasera. Ok, ciao Stefano. Come nasce l'idea di ambientare tutto attorno a un'abbazia? Allora, come detto prima, per me l'abbazia di Novalesa è uno dei, diciamo, punti centrali del mio focus sulla mia esistenza. Io amo tantissimo questa abbazia e è un luogo che, se visto dal vivo, secondo me lascia uno strascico di spiritualità e di pace interiore. E ho deciso appunto di ambientare questo romanzo, come dicevo all'inizio, sia all'abbazia che nel paese di Novalesa, proprio per dare risalto a questo luogo e per farlo conoscere il più possibile, perché secondo me merita tantissimo. Finito? Perso la voce o hai finito? No, finito. Ah, ok, pensavo che non era andata via la voce. No. Scusa. No, tranquilla. Raffaele Tinto, allora un abbraccio da Cuneo, e ti chiede, buonasera, come nasce l'idea di ambientare tutto attorno a un'abbazia? Ok, come detto prima, Raffaele, appunto, è dovuto al fatto che per me questo luogo è importante a livello spirituale e ho voluto scrivere questo romanzo per farlo conoscere il più possibile. Poi, secondo me, è un luogo da andare a vedere, perché a parole posso presentartelo, ma dovrebbe essere vissuto. Ci voglio andare a trovarti. Sì, allora, ci dovete andare. Ginny Astorfi, buonasera, da Perugia, ciao. Quanto lavoro di documentazione storica c'è stato dietro la scrittura e quali fonti sono state più importanti? Tantissimo. Grazie. Ciao Jenny. Allora, per scrivere questo romanzo devo dire che rispetto agli altri storici è stato più facile, cioè nel senso che essendo un romanzo di narrativa, quindi non centrato tutto sullo storico, la parte storica è un po' meno rilevante. È rilevante, ma non è il centro della trama. E per le ricerche storiche io mi sono documentata sia all'archivio diocesano di Susa, quindi sono andata a cercarmi, diciamo, le vecchie Valsuse, che sarebbero i giornali della Valsusa, e del periodo in cui, diciamo, c'era stata la resistenza e del periodo in cui è stata costruita la cappella di Novalesa dedicata alla Madonna del Rocciamelone, che è uno dei, diciamo, punti clou della trama. E poi ovviamente mi sono recata anche al museo sulla resistenza del paesino di Monpantero, che è vicino a Novalesa, e lì ho potuto scoprire varie cose, tra cui il racconto, che mi hanno anche confermato delle persone che abitavano a Novalesa, di quando
i tedeschi arrivano a Nova Lesa, sequestrano le persone, gli abitanti, e questi abitanti fanno un voto alla Madonna dicendo che se non verranno uccisi costruiranno questa cappella. Quindi c'è proprio il racconto di questa signora che racconta ai tempi che furono che cosa è successo. E da lì ho preso spunto appunto per scrivere poi la parte, diciamo, storica del libro, quindi tutta la storia. Bello. Allora, Gabri Gaio ti chiede, la tua città di origine qual è? Io sono trevisano vicentino di Sant'Eramo in Colle e di Diamante. Tu? Allora, Gabri, io sono originaria del paesino di Chiomonte, che è un paesino della Val di Susa, che si trova più o meno a mezz'ora, 40 minuti dal confine della Francia, ma un paesino proprio di montagna, tra l'altro famoso dalla cronaca negli ultimi anni per la questione della TAV, insomma. È vero. Ok. Dario Genovese ti chiede, come hai costruito i personaggi? Sono funzionali alla trama o hanno avuto un'evoluzione autonoma mentre scrivevi? Allora, Dario, devo ammettere che rispetto agli altri libri, questi sono rimasti più o meno funzionali alla trama, cioè nel senso io di solito scrivo iniziando una scaletta, mi faccio una scaletta dei personaggi e della trama. Poi di solito quando scrivo non seguo mai la scaletta perché poi inizio a scrivere e si evolve a modo suo. E invece devo dire che questa volta, probabilmente perché avevo proprio la trama in mente, tutti i dettagli, quindi non ho tanto cambiato rispetto a quello che avevo idea. Quindi diciamo che i personaggi hanno seguito la loro funzionalità iniziale. Ci sono state delle evoluzioni, forse più sul fratello Gregorio, che doveva essere un personaggio secondario, invece gira che si gira, tra un po' è diventato primario insieme a Nicola. E soprattutto sul lupo bandito, che è il mio personaggio preferito, che è un po', diciamo, uno spirito guida, tanto per tornare al discorso della spiritualità. È uno spirito guida, diciamo, che aiuterà i personaggi in varie parti del libro, quindi per me quello è stato un personaggio strafigo da scrivere e niente, quindi ha subito la sua evoluzione. Gabri Gaio ti chiede, cosa pensi sulla questione stregoneria? Allora, Gabri, questa è una bella domanda. Sinceramente non ho una risposta chiara da darti perché non ci ho mai pensato. Sul discorso stregoneria nella letteratura, come dicevo prima, ho voluto scrivere il mio primo romanzo fantasy perché ho sempre provato, diciamo, una passione per la parte cattiva, per la parte, tra virgolette, negativa. Quindi io purtroppo, anche quando leggo libri, mi piacciono sempre più i cattivi dei buoni. E quindi ho voluto scrivere la stregoneria nera. Per me ha questo fascino da cattivi, così negativo, che mi affascina. Per quanto riguarda la stregoneria, se ti riferisci nella storia, secondo me è sempre stata una grande presa in giro, soprattutto a livello di uomini, di maschi, che avevano paura delle donne e di quello che potevano fare da sole, cioè essere indipendenti. Poi abbiamo ad esempio, adesso non mi ricordo il nome del paese, quello in Liguria, le streghe di Troia, no, non Troia, non mi ricordo come si chiama, che è un libro che ha scritto una mia collega Eufemia Griffo, adesso mi sfugge il titolo, che è un bellissimo libro che parla appunto della storia delle streghe di questo posto, che è uno dei paesi più famosi d'Italia su questa questione. E se ti interessa l'argomento ti consiglio di leggerlo perché ti farà cambiare idea su molte cose. Volendo poi, finita la trasmissione, se ti ricordi il titolo, puoi scriverglielo sui commenti. Così sì, le streghe di... Però basta che se cerca Eufemia Griffo l'autrice la trova di sicuro. Ok, come vuoi tu. Ascolta, Matteo Lombardi ti chiede, allora, ciao, qual è stata la difficoltà principale? La coerenza storica, il ritmo narrativo o la costruzione del mistero? Allora, ciao Matteo, in questo romanzo devo dire la costruzione del mistero, perché vabbè, la narrazione è stata, come dicevo prima, rispetto ad altri libri che ho scritto, è stata lineare, cioè da lì ho iniziato e ho finito, quindi
E invece la creazione del mistero è stata, diciamo, un po' il dover incastrare tutti i dettagli per arrivare poi alla spiegazione finale del perché c'è tutta questa storia legata alle famiglie del paese, all'abbazia. È stata un po' più, diciamo, difficile perché dovevo dargli una verità, e quella, diciamo, che è la parte inventata, perché cioè, non esiste. Quindi quella, diciamo, che è la parte che io mi sono inventata per dare un senso poi a tutta la storia del libro. Però per il resto, invece, essendo che i luoghi li conosco e la storia del paese la conosco, la storia della valle la conosco, quella è stata, diciamo, la parte più difficile. Corrado Dolce ci saluta, Sera. Qual è stata la parte più libera e creativa della scrittura? Quella in cui ti sei sentita meno vincolata? Allora, ciao Corrado, io direi che le parti in cui ho scritto più liscio, quindi quelle in cui ho avuto meno problemi, sono state quelle con il lupo, perché a me è piaciuto un sacco questo personaggio e amo tantissimo la natura, ma penso si sia capito da quello che ho detto fino adesso. E mi è piaciuto un sacco creare questa unione tra il personaggio principale, che poi è Gregorio, in unione appunto con questo lupo. Quindi diciamo quella è stata la parte, il botta e risposta, o comunque i capitoli in cui riguardano Gregorio e il lupo, o Gregorio o il lupo e Gioele, sono stati, diciamo, i punti in cui mi sono divertita di più e quelli dove ho faticato di meno. Bene. Giacomo Tortorella ci saluta da Salerno. Se il libro avesse una colonna sonora, che tipo di musica lo rappresenterebbe? Oddio, Giacomo, ciao. Allora, questa è una domanda alquanto complicata. Allora, sinceramente non lo so. Cioè, nel senso che per gli altri libri più o meno una canzone c'è sempre stata, perché io quando scrivo con la musica, quindi ho determinate, diciamo, canzoni. Per questo non saprei dirti, forse non per parlare sempre dell'abbazia, ma forse un canto gregoriano secondo me si abbinerebbe bene, perché comunque l'abbazia è, diciamo, è il clou, è il cuore del romanzo. Anche è ambientato quasi, non dico tutto, però una buona parte lì, è ambientato anche una parte nella sacra di San Michele, quindi c'è comunque anche lì una parte legata alla storia, al santo e a tutto quanto, quindi diciamo che punterei su una musica gregoriana che a me piacciono tantissimo, o anche una canzone da chiesa con l'organo, ecco, che secondo me mi sarebbe perfetto. Perfetto. Giuseppe Caciotti, ciao a tutti, ti chiede: guardando oggi il libro finito, c'è qualcosa che cambieresti o che rifaresti nello stesso modo? Ciao Giuseppe, allora devo dire che questo romanzo non lo cambierei, perché rappresenta proprio quello che deve rappresentare, quindi secondo me non c'è niente che non va, e forse gli darei una vita diversa, nel senso una possibilità diversa, forse per farlo conoscere di più rispetto a quello che ho fatto fino adesso, però non mi voglio dilungare troppo perché non voglio andare a toccare determinati tasti, diciamo rimaniamo alla larga. Perfetto. Nel frattempo, dove troviamo il tuo libro? Allora, il romanzo è disponibile ovviamente su Amazon, sia in formato cartaceo, ebook e in Kindle Unlimited, e poi è disponibile sul sito internet della casa editrice, appunto Literari Romance Edizioni. Perfetto. Ci stanno chiamando da tutta l'Italia, bellissimo, hai visto? E questo Dai, è meno male, sono contenta. Poi ci chiamerai, poi ti scriveranno anche altri, tu rispondi anche dalla Calabria. Poi tu rispondi sempre a tutte le domande che ti fanno, anche per iscritto. Ok, ma le trovo sotto Certo, link, certo. cioè sotto Certo. Facebook lì, giusto? Sotto, ok, perfetto. Certo. Vedi, ti saluta tanta gente, piace. No, comunque è interessante il tuo libro anche per le ricerche che fai, perché anch'io sono una ricercatrice. Io ho cercato i miei avi, sono andata nei lontani, negli archivi. Prima ho iniziato dagli archivi storici,
perché i miei nonni erano dei ok. costruttori di chiese barocche e risultano nelle, Sì, bello, bello, sì, bello. Vediamo nell'archivio tantissimo storico. fare la ricerca. C'è proprio il contratto che gli faceva Sì? l'ingegnere. Vedi, vedi. Sono E loro troppo mi hanno belle queste incuriosito, cose. perché io lo sapevo dagli zii, però sai com'è, magari se lo inventava. Invece sono andata a ricercare e sono andata anche nelle parrocchie, andando dietro con le Ok. date di nascita. Con le date di nascita Vedi. sono arrivata al 1700, un altro, perché Ammazza. allora facevano tutti lo stesso mestiere, no? Nonni, Sì, padri, figli, tutti quello che è vero, erano si tramandava costruttori di così, chiese infatti. barocche. E quindi poi Quello è mio vero. padre cambiò, invece di fare quello, mio padre fece il falegname, però costruiva anche lui mobili, per cui qualcosa costruiva. Vabbè, quindi ci andava vicino, dai, non è che ha proprio abbandonato la tradizione di famiglia, quindi un minimo ci Esatto. sta, E ci io sta. costruisco Perché, libri. esatto, perché le tradizioni sono importanti e vanno portate avanti, ecco, che è Esatto. uno dei Ma invece messaggi del romanzo. esatto, io invece costruisco parole e L'importante è riporto. costruire e poi creare qualcosa, poi va bene lo stesso. Hai ragione, hai ragione. Comunque dai, ci hai detto tutto. Allora, non ci sono altre domande, arriveranno dopo. Tu Va rispondi bene. con calma. Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata. Grazie per le Grazie a te informazioni Giovanna, che ci come hai dato. sempre. La prossima volta Eh? però presento un altro libro, che se no Sì, presento sempre questo. La prossima volta me ne va lancio bene. me ne lancio con un altro. Magari con quello Volentieri. nuovo, mai dire mai. Perfetto, volentieri te lo Speriamo. presento. Scrivi Sì, sì, benissimo, mi appena, guarda, piace come quando scrivi. uscirà ti contatto subito, quindi va bene. Volentieri, io te lo presento con piacere, lo leggo, mi fa Va bene. piacere. Dai, allora Ok, facciamo grazie così. Giovanna. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato, quelle che ci ascolteranno dopo e, e aspettiamo il tuo libro allora. Eh? Eh sì, eh. Grazie a Eh? tutti, grazie per l'interesse mostrato verso il mio romanzo. Se volete fare un salto in Val Susa, potete andare a vedere l'Abbazia della Novalesa, che è stupenda, e anche il paesino di Novalesa. Sembra che lavoro per il servizio turismo del paese, ma non è così. E niente, quindi aspetto le vostre domande se avete ancora curiosità e poi con calma vi rispondo. Grazie a tutti e grazie dell'ospitalità. Grazie a te e a tutti Grazie. che quelli che ci hanno ascoltato e a Rinaldi che ci ha dato questa possibilità di Esatto, parlarne. esatto. Ovviamente, Arrivederci. ripeto, appena uscirà quello nuovo ti contatto subito perché mi è piaciuta come diretta, Volentieri. quindi va bene. Grazie. Ok, Ciao. ciao Giovanna, ciao a tutti e grazie ancora dell'ospitalità. Quindi adesso posso uscire, giusto?